Questo progetto non sa da fare così. Questo progetto non sa da fare. A dirlo, col gergo di un bravo dei Promessi Sposi, è niente po' di meno che il sindaco di Carmignano, Alessandro Bolis. Così oggi si consuma l'ultimo capitolo di un'odissea, quella di un progetto da 150 milioni di euro, che in questi anni ha coinvolto la Regione Veneto, Veneto Acque, ARPAV e 13 comuni da Bassano a Piazzola. Obiettivo: prelevare l'acqua dal fiume Brenta per rifornirla al Basso Polesine. Ma per farlo bisogna installare i pozzi. Prima però sarebbe servita l'autorizzazione dell'autorità di bacino. L'autorità di bacino ci ha risposto e ci ha detto che non ha mai rilasciato nessuna autorizzazione a questo progetto. Colpo di scena, il Ministero dell'Ambiente chiede chiarimenti e adesso anche il dibattimento davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, fissato per il 22 marzo, dovrà tener conto del fatto che manca l'autorizzazione dell'autorità di bacino. I nostri legali hanno detto: senza questa autorizzazione obbligatoria e vincolante il progetto è illegittimo. Quello di oggi è un punto determinante a favore di chi, come il comune di Carmignano, si è opposto a questo tipo di escavazioni. Una battaglia che anche noi di Rete Veneta abbiamo sempre appoggiato. Noi accusiamo la Regione Veneto che non si possono creare territori di Serie A e territori di Serie B. Se manca un'autorizzazione fondamentale, obbligatoria e vincolante come quella dell'autorità di bacino, credo che insomma siamo veramente alla frutta, quindi dobbiamo sostanzialmente ripartire da zero e diciamo: ok, diamo acqua ai territori, ma la diamo secondo dei principi e delle regole che saranno stabilite non dalla Regione ma dall'autorità competente.